Sarà pronto entro il 2015 Park San Giusto, il parcheggio in caverna più grande d'Italia. L'annuncio questo pomeriggio a Trieste in un incontro con la stampa a cui ha partecipato la presidente della giunta regionale Deborah Serracchiani insieme al sindaco Roberto Cosolini con i vertici della Park San Giusto SPA, di Friulia Holding e della BNL Paribas, capofila di un gruppo di istituti di credito. Nata nel 96 l'idea di un parcheggio sotto il Colle di San Giusto, 718 i posti previsti, 40 milioni di euro l'investimento, si concretizza nel 2011 con l'esecutivo di una struttura completamente interrata, costituita da 2 caverne con 5 livelli di parcheggio ognuna, collegate tra loro da transetti per la viabilità degli autoveicoli e da gallerie verso i 2 ingressi di via del Teatro Romano e del Colle di San Giusto, quest'ultimo solo pedonale servito da ascensori. Progetto importante, ha detto Deborah Serracchiani, prima opera realizzata in regione con un project financing a capitale misto pubblico e privato. Sfida ingegneristica, è stato ricordato, con pochi precedenti, unico per le particolarità del sito, scelto nel cuore della città antica con la necessità di inserirsi in un'area archeologica. Un progetto pilota per rispondere alle esigenze sempre più sentite nelle città di creare spazi di sosta sotterranei che non vadano a intaccare i delicati tessuti urbani dei centri storici.